Ma sappiamo che è un tema attualissimo, purtroppo i numeri sono numeri sempre in aumento e sono numeri che ci dicono che è una vera e propria piaga sociale. Noi stiamo cercando di intervenire in tutti i modi con la rete dei centri antiviolenza, in Veneto ce ne sono 25 centri antiviolenza, 37 sportelli, 37 case di rifugio, con i protocolli d'intesa siglati con tutti gli attori, dalle forze dell'ordine ai nostri ospedali, agli operatori, piuttosto che ai centri antiviolenza, piuttosto che i presidi territoriali, con campagne di informazione e comunicazione. Credo che la campagna che oggi propone il Ministero della Giustizia vada in questa direzione, nel senso di cercare di essere sempre più puntuali, nel cercare di rafforzare la comunicazione, la consapevolezza e nel dare un messaggio molto chiaro e molto forte, ossia che dalla violenza si può uscire, c'è il modo di uscire, bisogna avere il coraggio di chiedere aiuto, di rivolgersi a qualcuno e i tasselli a cui rivolgersi sono tanti. Ho citato prima i centri antiviolenza, i presidi, i pronto soccorso, le forze dell'ordine e soprattutto che poi c'è un percorso anche, che è un percorso insomma, che cerca tutti i modi di tutelare la donna e i bambini quando sono coinvolti. Ma la Regione Veneta è impegnata, 1,5 milioni sono i soldi stanziati nel bilancio regionale, più gli altri fondi che arrivano appunto da fondi nazionali e ministeriali. Noi oggi stiamo mettendo in piedi una campagna di comunicazione e informazione e contestualmente aperto un nuovo corso di formazione per quanto riguarda il personale sanitario, dei pronti soccorsi, ma non solo, anche le forze dell'ordine, piuttosto che i presidi territoriali come possono essere le farmacie, i medici di medicina generale, altri presidi che ci sono nel territorio, perché più tutti siamo consapevoli e più parliamo tutti lo stesso linguaggio, più riusciamo effettivamente a raggiungere più donne e a dare quella sicurezza, quella garanzia alle donne che dalla violenza si può uscire. Perfetto, grazie.